Bella raga, ciao a tutti dal Cubandone Veneziano. Siamo alla settimana numero 10, siamo a marzo 2018 e voglio provare a fare il torneo di Glasgow Futures F3. Tipo di campo, erba. Ok, qua sono loro. Ok, noi siamo contro... Oh, ma porca miseria. Siamo contro uno che gioca in casa, contro Clark, non proprio fortunatissimi. Non capisco, va bene, un punto, 7 punti a lui, però non capisco perché 1039 di over quando deve avere 45 forse, boh. Comunque lui ha 47, non male. Primo turno, speriamo di fare un buon match. Adesso diciamo con gli highlights pensavo di fare il primo set, poi vedere come si sviluppa il secondo, in caso vedere come si sviluppa il terzo. Sarebbe importante riuscire a muovere un po' la classifica e cercare di fare qualche buon risultato per cominciare a aumentare il livello del giocatore, perché insomma siamo veramente pipposi, siamo abbastanza pipposi. Se così si può dire, siamo a marzo, finora abbiamo collezionato tante eliminazioni al primo turno e un'eliminazione al secondo turno al torneo di Grecia ad Atene. Purtroppo finché non miglioriamo la classifica non possiamo fare tornei migliori, bisogna avere pazienza, sarà una carriera lunghissima, piena di emozioni. Vai. Ladies and gentlemen, welcome to Ok, this first round men's match. Please welcome the players as they take to the court. vediamo. Dai calmo. Vai, cominciamo con il servizio. Vai, cominciamo subito a spaccare i culi. Questo primo set, voglio giocarlo bene. Ecco. Cominciamo subito con un brutto out. Proprio un errore imperdonabile. Che siamo anche sfortunati perché insomma abbiamo trovato già comunque uno che ha 47 e non è... Ecco, giocate del cume, andare a rete. Buono. Peccato. No, no, proprio il dritto che scappa via, non bene. Buono questo, gran servizio di Veneziano. Buono, buono, Clark, sbaglia. Si conforta da casa del primo game. Buono. 1-0, va bene, buon inizio. Siamo qui a Glasgow. Ah, peccato, un errore che potevamo tranquillamente evitare. Palla corta, non riuscita benissimo. Un rovescio un po' sporco. Buon salvataggio. Bravo, il Cume qua salva una cosa impossibile secondo me. Fuori ed è il punto nostro. Molto bene. Il piccolo Clark. Guarda che non ci credo, si scusa, ma fortunato l'inglese qui in Scozia. Oh. Un po' porco Clark. Mamma mia, è grande. Preso in controtempo, grandissimo punto dell'inglese. Forte Clark.
Mamma mia, mi scappa via 1-1. Non sarà facile. Paul. No, calma, come calma. Love 15. Ok. 15 all. Soffre un po' l'esterno. Foul. Maledetto. Non possiamo permetterci di perdere il servizio. Ok, molto bene. 30. Dai, Kuma. Ci voleva un bel ace. Non è ace, ma buon servizio del Kuma. 14, 15. No, che ciccata del Kuma. 14, 30. Dobbiamo chiuderlo sto game. Buono. Ciao. Very good, very good. 2-1 per noi. In questa scozza bellissima. Buonissimo. Buonissimo. Dai che il Come sta cominciando a macinare. Il Come macina. No, lui fuori. 15 all. Errore imperdonabile. Bello. Bello. Gran colpo di Clark. Buon giocatore Clark, classico inglese porco. Vabbè. Fall. Dai, un bel double. Vai, doppio fallo, ti prego, Clark. Regalami la gioia, Clark. Non me la regala. Questo è buono. Bravo. Mi sono buttato il punto con il dritto di prima. Clark ha paura, lo percepisco. Percepisco il terrore di Clark. Fuori. Ottimo. Ci giochiamo. Set point Kuma. Deve stare molto attento adesso. Clark. Non sbagliarmelo. Yes! Primo set a veneziano. Molto bene. Ragazzi, triplo match point. Siamo sul 3-2. Mamma mia che rispostona. Chiudiamola subito, bellissima volée, non ci credo. Yes! E il Kuma passa il turno contro l'inglese Clark. Molto bene. Molto bene. Partita ben gestita. Sono contento. 3-1, 4-2. Il Kuma porta a casa veramente una buona qualificazione. Vediamo adesso contro chi siamo. Andiamo un po' su. Adesso siamo contro il tedesco King. Che è un 49. Ok, faticamento 68 però, Attenzione. Vuole fare forse 45, è il massimo che posso arrivare. Sommando i punteggi
i punteggi che ho, forse, non so, però è l'unica spiegazione che mi dà. Buono, buono, siamo al secondo turno. Sarebbe bello passare per la prima volta al terzo turno. Dobbiamo cominciare a muovere sta cazzo di classifica, ragazzi. Abbiamo solo un punticino conquistato in questo 2018. Voglio andare a giocare contro i big, cacchio. Ok. Possiamo andare, grazie. Vai. Ladies and gentlemen, Di welcome notte to the giochiamo, che second round figata. men's match. Please make the Ciao. players feel welcome as they walk out onto the court. King ha scelto Croce, quindi riceve sempre, perché teoricamente nel primo set è meglio cominciare non al servizio, che sei freddo magari. Bella però sta roba. Adesso giochiamo di sera con calma, che ad Atene. Bella, abbiamo cominciato con un 3-0, poi abbiamo perso i 2 set. Che King è un po' porco, ragazzi, questo lo sappiamo. Forse mi è scappato. 15 more. Buono. 30-15. Se serviamo così è bene. Questa è un po' fastidiosa. Bravo, la gestita bene King, purtroppo. Grandissimo colpo di King. Colpo geniale di King. King sulla carta è favorito, chiaramente. No, brutto errore. 30-40. Rischio la breccata subito, non va bene. Non devo sbagliare. Yes, recupero il break. Salvato una palla break. No, questa proprio l'ho sbagliata in Advantage. pieno seconda, palla break per il tedesco. Questa è brutta. Game. Subito break per il tedesco. Questo però ha dei parametri più forti dei miei, cioè c'è poco da fare. Dai, non l'hai perduto però. Love 15. Questo è un gran colpo, ragazzi. Questo è un colpo Love sublime. 30. Dobbiamo cercare di riprendere subito. Dobbiamo fare il contro break, raga. Questa è l'unica chance che abbiamo. Fall, dai, sto pressione King. Non un buon servizio di King. Questo è un po' il limite. Oh, la bellissima. Grande come. 3 palle break. Vai, il contro break come indiano, cavolo, ce lo meritiamo. No, bro. 15. Brutta 40. risposta qua. No, out. No, vabbè, devo chiamare il challenger qua. Pazzesco. Meno male, l'ho vista dentro. Dai, che è la seconda. Posso sprecare 3 palle break però,
Buono. E la salva per... Yes! Game. Mi è andata bene. Mi è andata veramente bene. Partita enigmatica in questa notte scozzese. No, questa proprio sbagliata in pieno. Left 15. Pozzo. Se lo sbaglia clamorosamente. Pallonetto errato. Bruttissima. Però faccio un po' fatica sul mio servizio, non va bene sta cosa. Grande colpo qua del tedesco. Bello sto colpo. Ottimo scambio. No, era fuori. Sono un pirla. Questo mi può costare, eh? Ancora errore, calma, veneziano. 15-40. 2 palle break per il tedesco. No! L'ho lasciata 2-1, incredibile. Non ci voglio credere. Devo stare calmo, ha perso un po' la testa, è talentissimo. Fuori, no. The receiver No, no, is challenge. challenging the call on the right baseline. The ball was called out. Fuori. The receiver has 2 challenges remaining. 30 love. Non siamo in un buon momento. E che lui è anche stanco, cazzo, 68%. Magari sta puntando tutto sul primo set e poi crolla, speriamo. The server is challenging the call on the right Non son co- baseline. The ball was called in. No, è buona questa. The server has 2 challenges remaining. 30-15. Grande veneziana, questo è un challenge è andato bene. Vediamo se può girare la partita intorno a sto occhio di falco. Dai che insomma il tedesco pensava di avere in pugno il set. No. Peccato. Set point a sto punto sarà durissima riprenderlo ormai. Però proviamoci. Fuori. Purtroppo è arrivata la sconfitta per 2-0, 3-1, 1-3, 1-3 o 3-1, 3-1. È ancora dura, passare al secondo turno è ancora dura, solo che se non riesco a migliorare le abilità, ragazzi, sono dolori. Mamma mia, ragazzi, questo gioco è veramente, veramente tosto. Veramente impegnativo, ragazzi. Alla fine vince, ragazzi, alla fine però ha perso contro King che ha vinto il torneo, quindi più di così forse non potevo. Posizione in classifica, saliamo un po'. Soldi però non capisco, cioè, sinceramente non comprendo. Vabbè, allora niente raga, sotto il comandone veneziano qualche miglioramento lo facciamo, ma per arrivare ai livelli che voglio io ce ne vuole ancora tante di strada. Raga, sotto il comandone veneziano, ciao!